Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio da Radio Libertà. Questa è la trasmissione del venerdì pomeriggio del Più in collaborazione col SINAP. Il SINAP è il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Ho con me il co-conduttore di questa trasmissione che abbiamo cominciato ormai ben 8 anni fa, il mitico Antonio Fellone. Ciao Antonio, buongiorno, come stai? Ciao Mimmo, buongiorno. Sì, ormai 8 anni fa, eri giovane e bello 8 anni fa. Anche Mimmo. te eri giovane e bello, ormai sei diventato un vecchio di merda pure te, che ti Mamma mia, credi? che brutta fine che abbiamo fatto. Niente, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al mondo carcere. Ringrazio sempre Natalia, una gentilezza e una professionalità unica. E niente, Mimmo, Federico? Federico, vediamo se ci raggiunge, ma sta un po' impicciato con varie problematiche. Se riesce ci raggiunge, mentre invece io ho dato disposizioni affinché a breve venga contattato anche l'altro nostro amico che appunto ci parlerà. Il nostro ospite. Il nostro ospite, sì. Però, sì. Caro Antonio Fellone, tu sei il mitico rappresentante, anzi il segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, il secondo sindacato a livello nazionale. Sei appunto il co-conduttore di questa trasmissione, sei l'assistente del sottosegretario della giustizia, sei il capo dipartimento carcere e polizia penitenziaria per la Lega. Però ecco, con tutte queste cariche che hai, mo ci devi dare ci devi fare una panoramica su quello che è il pianeta carcerario italiano, perché è un po' di tempo che noi non ne parliamo. Come vanno le cose nelle prigioni italiane, laddove i tuoi colleghi lavorano, stanno appunto in prima linea a combattere con tutta quella massa di quasi 65.000 detenuti nelle patrie galere italiane? Come vanno loro? Come stanno? Tira fuori la tua verva di sindacalista. Di qualche cosa da sindacalista. Certo, che dire, come stanno? La situazione è comunque sempre molto complicata, barra delicata, perché comunque voglio ricordare che facciamo un lavoro non facile, è un lavoro che veramente possono fare in pochi. Quindi lavoriamo spesso in strutture vecchie, obsolete. Fortunatamente sul numero delle assunzioni sto periodo non ci possiamo lamentare, però il problema comunque è sempre lo stesso e secondo me è quello che è più un attimo che crea le problematiche. Noi abbiamo le prigioni, come dicevi tu, piene, ma abbiamo una massiccia presenza di detenuti psichiatrici e quello è uno dei problemi principali delle nostre patrie galere, semplicemente perché sono loro il 90% dei responsabili, che si rendono responsabili degli eventi critici che accadono all'interno degli istituti penitenziari. È un problema veramente serio, che comunque si è iniziato ad affrontare, solo che non è di facile soluzione, grazie a quei soloni che qualche anno fa hanno deciso di chiudere gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, perché prima li tenevi lì sotto cura e quindi quando rientravano in istituto tornavano tranquilli, magari curati e altro. Oggi questi personaggi ce li ritroviamo nelle patrie galere. Per farti un esempio, come ho già detto altre volte, Abdul, Sanai, per dirne, sto facendo nomi a caso, per l'amor del cielo, che tu vedi in mezzo alla strada con macete, con bastoni, saltano sulle macchine, gente che comunque è fuori di testa. Quando vengono arrestati, comunque li deve gestire il mondo carcere e quindi la polizia penitenziaria. E tu un conto che mi gestisci detenuti sani di mente, che comunque sanno quello che vogliono, sanno quello che gli spetta, sanno quello che non gli spetta e quindi la gestione diventa un attimo più facile. Ma quando ti devi confrontare con queste persone che veramente non ti ascoltano, non recepiscono, non capiscono, quindi tu fai una fatica abnorme e spesso sei aggredito, picchiato, come è capitato qualche volta. Di recente
a Casal del Marmo 2 detenuti di origine sempre straniera, magrebini, hanno aggredito fisicamente un ispettore. L'ispettore è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Diciamo, gli eventi critici accadono purtroppo ai noi, ma come ti dicevo prima, il 90% dei protagonisti di questi eventi critici sono detenuti psichiatrici, e poi voglio dire, tra questi la gran parte sono persone provenienti da altri paesi, come il Maghreb, Pakistan, Egitto, ma più che Pakistan, Egitto tantissimi, Marocco, Tunisia, Algeria, diciamo sono quelli più facinorosi. Quindi questo tipo di problematica tu la riscontri nella quasi totalità degli istituti dello Stivale. Almeno che non ci sono istituti dove comunque sono reclusi detenuti scelti o detenuti magari che stanno facendo un percorso o altro. Diciamo nella quasi totalità delle case circondariali, perché bisogna fare una differenza, no? Ci sono le case circondariali dove non vengono presi detenuti appena arrestati e sono lì in attesa di primo giudizio non definitivi o comunque con pene bassissime, e poi ci sono le case di reclusione dove all'interno vi sono detenuti già condannati con reati comunque sì, reati diversi, ma con anni lunghi da farsi. Quindi la differenza oppure con lunghi anni in attesa dei processi, perché comunque non ci scordiamo che l'Italia è sempre la patria in cui i processi durano un sacco di tempo. Perché... Assolutamente sì, questo quando io ti parlo negli istituti, nelle case circondariali, ovviamente i problemi si triplicano, gli eventi critici sono maggiori, ripeto, semplicemente perché ti ritrovi all'interno persone appena arrestate, persone che comunque non fanno ancora percorsi, persone che comunque con una serie di problemi, soprattutto psichiatrici, e lì fai una fatica abnorme a gestirli, perché voglio ricordare che per sostituire gli OPG avevano pensato alle REMS. Le REMS erano degli istituti sostitutivi, no? Ma questi sono quelli che ci sono piccoli, tanti di questi sono chiusi, non funzionanti, quindi è stato fatto un buco nell'acqua. Questo voglio sempre ricordare, che è un qualcosa di qualche anno fa. E ripeto, quindi non è colpa Antonio Fellone, Sì. fermo là, non è colpa della Melona, che se appunto ci stanno tanti problemi nelle carceri, è sempre colpa, perché oggi qualsiasi cosa accade è sempre colpa della Meloni, sempre colpa di questo governo. È così. Vabbè, ma se tu parli con quelli di sinistra effettivamente è così, tutto ciò che non va è colpa del governo. Fino a qualche tempo fa era colpa di Salvini sempre, adesso si alternano tra Salvini e Meloni. Ogni cosa che accade è responsabilità di loro, ma che responsabilità hanno? A questo governo non gli possiamo dare nessunissima responsabilità, perché come ho già detto in passato, e non lo dico per senso di appartenenza, ma hanno assunto 15.000 poliziotti penitenziari, hanno assunto funzionari giuridici pedagogici, quindi educatori, altro che governo di buttare la chiave. Un governo che ha l'idea di chiudere e buttare la chiave non assume tantissimi educatori, tantissimi direttori di istituti, psicologi, psichiatri, poi hanno aperto tanto a attività trattamentali, cioè veramente si fa di tutto e di più all'interno degli istituti penitenziari. Antonio, ti posso fare una domanda? Ma di questi 15.000 nuovi assunti, sì, sono tutti quanti, hanno già cominciato tutti quanti a lavorare? No. Allora, adesso è iniziato l'iter concorsuale proprio in questi giorni degli ultimi 3.350 che entreranno in servizio nei primi mesi del 2027. Inizieranno il percorso formativo, entro la metà del 2027 anche questi saranno in servizio. Vabbè, non sono entrati in servizio 15.000, ma 10.000, circa 11.000 sono in servizio. Però voglio ricordare che comunque grazie ai governi precedenti che non hanno guardato il turnover e facevano dei concorsi da 300 più 100, 400 più 100, io parlo uomini e donne, non guardando il turnover, voglio ricordare che comunque i dati dicono che 6.000 sono andati in pensione fino a qualche tempo fa, quindi ne hai assunti 11.000 e un più di 5.000, poi ci saranno questi qua che termineranno l'iter concorsuale. Voglio ricordare che comunque l'8 giugno parte la seconda
il secondo scaglione del concorso di 3.006 circa, che il primo scaglione di 1.400 ha preso servizio in questi giorni. L'8 giugno parte il secondo scaglione e a ottobre parte il terzo scaglione, che vede dentro questi, quindi 186 e più un concorso straordinario di ulteriori 650 unità che questo governo ha previsto. È stato già fatto l'iter concorsuale, tutte partono per il corso di formazione a ottobre e a febbraio saranno in servizio, quindi sono numeri importanti, grossi. Il problema noi ce lo siamo ritrovati semplicemente Antonio, perché fermola. Chiudo il discorso. Il problema, per far capire a chi sta a casa, è che fino a qualche anno fa non si è mai pensato al turnover, nessuno ha mai pensato al fatto che andassero in pensione anche i poliziotti penitenziari, ma quindi tu hai fatto assunzioni mostre, ma ad oggi hai il problema di chi va in pensione, quindi ecco, ne puoi assumere 15.000, però devi calcolare che, ripeto, 6-7.000 vanno in pensione, quindi non era quel numero che tu aspettavi all'inizio. Quindi sicuramente ce ne saranno altre di assunzioni, e credo anche straordinarie, perché questo governo ha previsto per la polizia penitenziaria un'ulteriore assunzione straordinaria di 2.000 unità, oltre a quelle ordinarie. Invece questa trasmissione ha previsto che se ti chiama qualcuno gli dai la parola, ma non so chi abbiamo al telefono, sentiamo chi è, vediamo che sorpresa che di te. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? No, Mimmo, nessuna sorpresa, mi hai detto te di chiamare, ho chiamato. Reggimi il gioco ogni tanto, madonna. Che entusiasmo. Che disastro che è questo sparacazzate qua, mannaggia la miseria, non ti fa mai, non ti regge mai il gioco, mannaggia. Hai visto? Avevo chiesto di lui e è comparso. Hai visto? Federico lo sparacazzate, che ci dici tu? Beh, niente, ricordo il numero della diretta, lo 0292947222, ripeto 0292947222, che è lo stesso numero che ho fatto io. E poi voglio ricordare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, anzi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, o a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, come dicono alcuni, purtroppo, che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e si può fare una cosa per aiutare Radio Libertà che non vi costa niente, totalmente anonima, ossia destinare 2 per 1000 alla Lega per Salvini Premier. È una cosa che, ribadisco, del tutto anonima e gratuita, non vi costa niente, perché in pratica sono le tasse che voi già versate allo Stato e decidete di destinare una piccola parte alla Lega, che ne rigira gran parte per tenere viva e funzionante questa radio, perché avere una radio, trasmettere a costi importanti, c'è una redazione, ci sono i nostri registi, c'è la nostra Natalia in particolare che saluto e che oggi rende possibile tutto questo, vanno giustamente remunerati, sono tante spese, già una voce libera ha chiuso ed è BioBlu, i giornali fanno fatica ad andare avanti, avere una radio libera comunque, dove chiunque può dire la sua, qualsiasi sia il pensiero, non è obbligatorio essere iscritti, anzi i disturbatori, la gente che la pensa completamente al contrario rispetto a noi chiama in continuazione, ben venga. Mi auguro che questi qua, in particolare visto che non c'hanno quasi niente da fare, siano i primi a scrivere D come dromedario o Dakar 43, D43 sul 2 per 1000 per i partiti politici. Date una mano a questa radio ad andare avanti e a dare la voce a tante persone e anche a chi non se lo merita, però diamo la voce a tutti ed è una cosa meravigliosa che dà fastidio, e quindi fate una cosa diversa, fate una piccola ribellione di 43, 2 per 1000 ai partiti, dato dalla Lega per Salvini Premier. È facilissimo, l'ho già fatto, l'ho fatto fare a tutta la mia famiglia, datevi una mossa anche voi, perché vale la pena solo e soltanto per tenere aperta questa radio. Grazie Federico, grazie. Vedi come sei preciso tu nel descrivere queste opportunità che ognuno di noi dovrebbe dare, ma non solo alla nostra radio, qualsiasi altra radio fa opera di informazione, opera di verità. E dato che in Italia di radio che fanno opera di informazione, di verità, non ce ne sono a parte noi, fatelo per noi, perché noi abbiamo tanto bisogno. Vero Antonio? Antonio?
Antonio Fellone Cascato. Ecco. Sì, ci sono. Vedi, a noi Federico ogni volta ci ricorda quello che è il dovere come annunciatori di questa radio, di questa trasmissione, appunto di ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori appunto di fare questa azione utile per il mantenimento in vita di Radio Libertà. Assolutamente sì, non posso non condividere, anzi fa bene Federico, lui ce lo ricorda spesso, è vero, perché già negli anni passati, quindi a chi ci ascolta mi raccomando, perché comunque l'informazione come la facciamo noi è utile per tutti, perché noi ci limitiamo solo e esclusivamente a dire la verità, non inventiamo nulla, quindi è giusto che chi sta a casa sappia sempre la verità, e quindi chi sta a casa, se può, sostenga la Lega con a proposito di verità, a me è giunta voce che Antonio Fellone ha fatto la dichiarazione dei redditi, perché il SINAP come sindacato insomma aiuta i suoi iscritti, svolge le pratiche per le dichiarazioni dei redditi come è giusto, però Antonio Fellone ha donato 2 per 1000 ad Alleanza Verdi e Sinistra. Allora io glielo volevo chiedere insomma in diretta se ha coraggio di spiegarci questa stramba decisione. Io so che lui è un fan di Ilaria Salis, ma non riesco a capire, cioè davvero alla fine fai questa trasmissione qua, morbi la gente da anni e anni, almeno, capito, riempi il piatto dove mangi. Ti è arrivata la notizia, mamma mia, qua non puoi fare nulla in segreto che esce sempre tutto. Sì, come no, guarda, è stato il mio primo pensiero, guarda, Alleanza Verdi e Sinistra stanno nel mio cuore, guarda, lo sai, assolutamente, anzi sto dicendo ai colleghi, sto pubblicizzando proprio questo, guarda, date l'Alleanza Verdi e Sinistra, perché comunque è una politica che serve e serve al paese, quindi se vogliamo andare alla rovina, vai, procedete. Detto ciò, un'informazione di servizio. Mimmo, prego. C'è l'ospite, se vuoi. Ora chiedo alla regista, Natalia, è vero che c'è l'altro ospite? No, sta cercando di contattarlo adesso, sì, perché gli ho detto che appunto ora è raggiungibile, sta cercando di contattare adesso il nostro ospite. Federico, Sì? dal fronte Galera Lombarda, quali altre novità ti giungono a te? Ne hai qualcuna da darci o no? Beh, diamo le buone notizie, perché le buone notizie non le dà mai nessuno. Prego. Tipo che in tempo record è stato riaperto il terzo raggio a San Vittorio, noi avevamo parlato, non si sapeva quando e quanto tempo ci avrebbero messo appunto a riaprirlo. Ribadisco, il terzo raggio a San Vittorio è importante perché è un raggio dedicato ai detenuti che sono tossicodipendenti, è un servizio CERT molto efficiente, è una bellissima realtà con davvero San Vittorio è sempre a volte ha una brutta fama che invece non merita di avere, perché è una casa circondariale decisamente avanti, molto simile a quella di Brescia, però in positivo oserei dire. Stare in centro a Milano, ma anche a Brescia, che sono 2 città meravigliose con una vita civile molto forte, permette di avere tante progettualità nonostante le difficoltà. E comunque diamo atto insomma che in breve tempo è stato aperto e continuano i lavori per riassettare il sistema delle carceri lombarde. A breve dovremo avere sorprese, però ci sono lavori importanti sia a Vigevano che a Opera che in altri carceri. A breve avremo novità che per ora forse è meglio tacere, però qualcosa si sta muovendo. Che dici Antonio, tu invece? No, assolutamente, le belle notizie vanno date, ce ne sono tantissime. Federico ha ragione, perché forse siamo gli unici a darle, perché tante iniziative vengono fatte e spesso non sono pubblicizzate, però guarda, ce n'è una, te la racconto, che l'ho vissuta in prima persona. Martedì eravamo prima al carcere di Nisida e poi allo stadio Diego Armando Maradona, perché c'è proprio collegato su Nisida il teatro di Edoardo De Filippo, che dopo purtroppo il terremoto ha avuto dei seri problemi e quindi c'era bisogno di fondi per ristrutturarlo, ed è stato organizzato dal Ministero della Giustizia e con alcune associazioni questa opportunità comunque di fare questa manifestazione che si è tenuta allo stadio di Armando Maradona di Napoli,
i fondi raccolti in beneficenza sono andati tutti per la ristrutturazione del teatro De Filippo. Quindi diciamo che il mondo carcere spesso fa delle cose positive, però non vengono pubblicizzate. A noi viene fuori sempre il peggio, perché come posso dire di alcuni istituti dove comunque vengono prodotte le cravatte di una certa marca che non mi va di dire per non fare pubblicità. Sì, quelle belle, che quelle costano un botto di soldi a Napoli, vero? Bravissimo, bravissimo. Davvero? Quelle Io di non lo sapevo. Marinella, Dov'è che le come si fanno? chiamano? Bravissimo, Marinella. E dov'è che le fanno? In quale carcere? A Nisida, giusto? Ah, no, No. no. Dove? A Santa Maria Capovetere. Ah. A Santa Maria Capovetere. Assolutamente. Ma visto che facciamo questo spot così, perché non ce ne mandano qualcuno in omaggio noi di Radio Libertà? Antonio? Ne posso parlare col direttore, vediamo, perché no. Gli rigiuriamo Comunque parte della trasmissione. Tu calcola che noi ogni tanto parliamo del nostro fornaio di Cologno Monzese, il famosissimo Maroon, e lui ogni tanto qui alla redazione della radio ci riempie di pizza tutto spiano. Magari ci arrivasse noi abbiamo detto di queste belle iniziative comunque, no? Dove comunque delle aziende investono sul mondo carcere, comunque danno lavoro ai detenuti, e comunque è un qualcosa di positivo. Ma è per Antonio, perdonami, ma è per questo allora che c'è su Facebook la foto di Nordio, di Ostellari e te assieme allo Stadio Maradona, vero? È per questo motivo? Assolutamente sì, siamo stati martedì sera, è stata una bellissima manifestazione, c'era presente anche una rappresentanza dell'istituto di Nisida e anche alcuni detenuti, proprio per ringraziare chi ha dato la possibilità comunque di reperire dei fondi per la ristrutturazione del teatro a Nisida. Ripeto, di attività se ne fanno tantissime e spesso non vengono pubblicizzate perché poi una certa politica, quindi la sinistra, deve solo buttare fango, no, su quello che è sul nostro mondo. Quindi, E adesso però, Antonio, abbiamo con noi anche il nostro ospite. Natalia è riuscito a raggiungere... Ci siamo riusciti. Sì, Luigi Zaccaria, che è del Dipartimento della Lega del Lazio. Buongiorno e benvenuto fra noi, Luigi. Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato come ospite. Saluto l'amico Antonio Fellone e tutti i simpatizzanti della Lega. Grazie Luigi. Antonio, a te le domande, vai. No, niente, io ci tenevo a fare intervenire Luigi perché in questi giorni è uscita una notizia e noi spero che Luigi non mi confermi per la questione relativa all'auto del giudice Falcone, che come ben sapete è custodita alla scuola di Via di Brava, alla scuola di formazione di Via di Brava, che si chiama proprio, intitolata proprio al giudice Falcone. Però sembrerebbe, io uso il condizionale, che il Cimelio debba essere trasferito per volere del ministro Nordio a un museo a Palermo, presieduto da gestito da un'associazione presieduta dalla figlia del giudice Falcone. Quindi vorrei dare la parola a Luigi che ci dettaglia un attimo questa situazione, che a me spiace tantissimo perché comunque è un simbolo sia per la scuola ma anche per il nostro corpo, perché poi Luigi racconterà come è stata recuperata quest'auto, perché era custodita lì in Via di Brava ed era veramente vabbè, lascio la parola a Luigi, che Luigi certamente spiegherà meglio questa situazione. Vai Luigi. Sì, Antonio, io ti ringrazio naturalmente l'emittente Radio Padania che ci sta insomma dando l'opportunità di poter raccontare questo episodio, ma soprattutto anche di mettere in risalto quanto la Lega si impegni anche sui territori e quanto sia presente e quanto sappia fare politica, perché questo è un argomento molto sentito, un argomento che tira in ballo tutti i corpi di polizia, ma soprattutto nello specifico la polizia penitenziaria. L'auto di Falcone, come raccontavi tu, ha una storia particolare, perché nel 92, dopo l'esplosione e dopo insomma quello che accadde a Capaci, l'auto fu portata per tutte le perizie del caso in una località vicino Cuneo, dove l'auto è stata lì all'interno di questa rimessa per circa una ventina d'anni, dal 92 al 2012 se non sbaglio, e fu recuperata grazie al grande impegno che in quel momento mise il generale Ragusa, lo raccontiamo perché l'abbiamo conosciuto, l'hai conosciuto anche tu Antonio, e il generale Mattiello,
che erano i responsabili del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, che presero a cuore quest'auto che rappresentava comunque un qualcosa di importante per il corpo di polizia penitenziaria e per il contrasto a quello che era insomma la lotta alla mafia stessa. Fu portata a Roma e fu portata a Via di Brava nella scuola di polizia penitenziaria, dove i colleghi fecero una grande manutenzione e una grande conservazione del cimelio per far sì che insomma poi potesse essere messo all'interno di un contesto scolastico e preservato all'interno della teca, dove ricordiamo a chi insomma non conosce quella struttura che dopo la manutenzione all'interno della teca sono state installate dei condizionatori per mantenere un microclima e far sì insomma che gli agenti atmosferici non facessero attecchire la ruggine e rovinassero il cimelio. Questa cosa è durata dal 18 maggio 2012 fino ad oggi, e quindi la polizia penitenziaria l'ha saputa ben conservare. Ahimè, dico ahimè perché io sono stato sollecitato quale coordinatore del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega nel Lazio ad interessarmi a questa cosa, perché all'improvviso abbiamo appreso dalle dichiarazioni del Ministro che l'auto sarebbe stata trasferita a Palermo in un museo privato, e questo insomma ci ha veramente inferto una ferita al cuore dei colleghi della polizia penitenziaria, ma non solo, di tutti gli appartenenti ai corpi di polizia, perché ricordiamo, non so, siamo in diretta, sì, mi sentite? Sì, sicuramente, sì. Ricordiamo che questa iniziativa, cioè che ormai sono anni che anche con Antonio, con altri amici della Lega, ricordo Jacopo Morrone, Gianni Tonelli, Claudio Durigon, sono passati un po' tutti gli amici della Lega quando noi abbiamo fatto iniziative di commemorazione in onore del giudice Falcone, addirittura con migliaia e migliaia di ragazzi. Ricordiamo che dal 2006 che noi abbiamo iniziato a fare commemorazioni proprio presso la scuola di Via di Brava, come gruppo anche Lega, con tanti colleghi, essendo stati invitati e magari anche abbiamo partecipato e contribuito a fare questo, 50.000 bambini che hanno visitato quella teca. Quindi, ma il contesto vero di quello che sto dicendo non rientra in un altro tipo di ottica educativa e di informazione che deve essere fornita poi ai ragazzi e ai posteri. Quel cimelio collocato in una scuola di polizia ha un fine totalmente diverso, perché viene contestualizzato con un percorso didattico che viene fatto da parte degli operatori di polizia. Ringraziamo soprattutto il collega Capparella, che tanto si è speso in questi anni anche per la manutenzione, per le attività, il generale D'Amico, il generale Mattiello, cioè ne ricordo tanti che hanno veramente a cuore questa struttura, e quindi la contestualizzazione all'interno di una scuola riesce a fornire ai ragazzi un dato didattico dove si comprende appieno che cosa significa la criminalità e qual è stata insomma l'efferatezza e la violenza che inaudita che la mafia ha messo nel distruggere nel compiere quel delitto, quella strage, insomma, la strage di Capaci. Sì. E proprio tornando a questo, io immagino quest'auto contestualizzata in un luogo diverso da un corpo di polizia o magari di una scuola, che tipo di comunicazione possa essere riservata a chi va a visitare un museo, senza la contestualizzazione, senza la spiegazione, senza dare il giusto valore a quello che è un cimelio che rappresenta la lotta alla criminalità. E questo insomma penso sia chiaro a tutti il valore che debba avere un cimelio del genere, ma soprattutto va ricordato che per ben 34 anni nessuno si sapeva insomma dell'esistenza di questo veicolo. Cioè, mi faccio una domanda: oggi invece si è venuti a conoscenza dell'esistenza di questo veicolo e lo si vuole trasferire in una località diversa da quella dove attualmente è stato preservato ed è stato curato. Poi io faccio una domanda che pongo, ecco, anche ad Antonio, vorrei una sua opinione in tal senso. All'interno di un contesto di polizia, quella teca, caro Antonio, dove ci sono installati 8 climatizzatori che mantengono un microclima H24, ha dei costi di struttura e di gestione. Sì, posso fare io una domanda? Scusate. Sì. Il tutto, allora, purtroppo, per fortuna,
questa è una radio che insomma è legata al territorio. Certo. Tanto la polizia penitenziaria è al servizio del paese. Troppo spesso insomma la polizia penitenziaria si dà da fare, il suo lavoro non viene riconosciuto, vengono chiusi i reparti, vengono fatti stare agenti, uomini e donne, reparti osceni che cadono letteralmente a pezzi, e nessuno purtroppo si pone il problema. Ma soprattutto vorrei capire, scusate, se il territorio allora, Giovanni Falcone era palermitano, l'attentato è stato a Capaci, ok? Quello che non capisco io, ma se il territorio richiede questo cimerio affinché i palermitani l'abbiano più vicino, lo possano vedere, faccio io la domanda, ma perché no? Cioè comunque la polizia penitenziaria ha fatto un lavoro meraviglioso che gli viene riconosciuto. È un'altra cosa, ci sono troppi agenti, uomini e donne morti nel servizio. Io penso a Montalto, ucciso dalla mafia a Palermo. Io non so se era in macchina, comunque era in divisa quando è stato ucciso. Non so la sua divisa che fine ha fatto. C'è troppo sangue di donne e uomini della polizia penitenziaria. C'è come si chiama? La vigilatrice penitenziaria Casazza che è morta a Torino, Le Vallette, a causa di incendio di materassi. Ma posso andare avanti? C'è una scia di sangue. Lorusso e Cotugno a Torino, il maresciallo di Cataldo qua. Prima ancora, nella seconda guerra mondiale, incolpati Ernesto Mari, Filippo del Papa e Angiolo Bigazzi. Non c'è una targa in molti carceri o nel territorio che ricordi questi uomini e donne qua. A me fa piacere della macchina, però se in quel posto là si potesse anche ricordare il sacrificio e il sangue di tutte le persone che hanno indossato la divisa della polizia penitenziaria, degli agenti di custodia, secondo me sarebbe più utile. Ecco, questa è la mia umile richiesta. Non capisco questa polemica che sta un po' di centralismo romano. Ecco, prima fermila italiani! Abbiamo la pubblicità adesso. Pubblicità. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà e questo è sempre lo spazio del venerdì pomeriggio dedicato alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine. In particolar modo questa è la trasmissione che io ho dato al SINAP, al Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, e con cui appunto da più di 8 anni ormai facciamo questa trasmissione in cui parliamo di quelle che sono tutte le varie problematiche legate appunto al mondo di questi lavoratori che sono a volte molto dimenticati. Ecco, noi diamo il nostro contributo affinché appunto questo corpo di polizia venga appunto giustamente rappresentato e difeso. Insomma, noi facciamo quel che riusciamo a fare. Ecco, Federico appunto stava parlando appunto di quella che poteva essere una questione romanocentrica rispetto appunto al fatto che mi taccio subito. Io vorrei anche che ci fosse uno spazio dedicato ai morti purtroppo del corpo, che sono tantissimi, sono lampanti esempi della lotta contro la mafia, contro le organizzazioni di estrema destra e estrema sinistra che purtroppo hanno lasciato la vita.
persone che hanno tenuto alta la bandiera dell'Italia anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, se penso alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, Salvo D'Acquisto e tanti altri, hanno musei, caserme, hanno di tutto e di più dedicato. Abbiamo troppi morti, questo corpo ha troppi morti purtroppo, troppi esempi di schiena dritta, di orgoglio, di onore, di senso dello Stato, e molto spesso non c'è una targa nel territorio che li ricordi, non c'è niente, e quelli valgono di meno. Cioè, io sono contento e felice che la Polizia Penitenziaria abbia conservato l'auto del giudice Falcone, però era di Palermo Falcone, sì, è accaduto a Palermo, sì, i siciliani rivogliono indietro l'auto. Io non è che vorrei che quello spazio allora venisse utilizzato per ricordare i troppi esempi di donne e uomini che hanno tenuto la schiena dritta e che purtroppo non hanno, ribadisco, nemmeno una targa o una benché minima cosa che li ricordi. Non siamo a fare la gara a chi è più antimafia, più anti qua o anti di là, però è che caspita, cioè abbiamo esempi lampanti, meravigliosi di vita, di rispetto. Io una proposta l'avrei. Abbiamo fatto l'investimento anche sulle donne e gli uomini, esempio, che purtroppo nel servizio hanno lasciato la vita. Qua vi lascio parlare. Federico, posso intervenire? Ci tenevo a fare una precisazione. Prego Antonio, prego. Niente, no, volevo dire, comunque sì, comprendo quello che dice Federico, però è una mia personalissima idea. Giovanni Falcone non rappresenta solo la Sicilia, Giovanni Falcone comunque rappresenta tutta la nostra nazione. Aspettate, finisco il concetto perché non voglio creare polemica o altro, perché non è questo il mio intento. Per quanto mi riguarda, Giovanni Falcone rappresenta il nostro paese, l'Italia, e quindi non è che deve stare per forza a Palermo, a Torino, a Milano, a Roma o a Canicattì. Siccome che quell'auto è stata recuperata dal nostro corpo, dal GOM, e sta lì da tanti anni, curata, quell'auto, quel cimelio serviva, perché forse questo Federico non lo sa, a organizzare ogni anno una commemorazione, sì, per Giovanni Falcone e la sua scorta, ma anche per tutte le vittime di mafia. E io ho partecipato anche quest'anno, e la commemorazione era sì per Giovanni Falcone, sì per la scorta, ma era per tutte le vittime di mafia e per tutti i poliziotti penitenziari caduti in servizio, e su questo mi può dare conferma Luigi, che è l'organizzatore. Io ero presente quest'anno col sottosegretario Stellari. Quindi quel cimelio, quell'auto non è solo Giovanni Falcone, sì, ma diciamo che era un segnale, un qualcosa pure per i giovani, perché voglio ricordare che tantissime scolaresche fanno visita alla scuola Giovanni Falcone a Roma per visitare l'auto. Come ci ha detto prima Luigi, 50.000 bambini in visita non sono pochi. Appunto. Perciò non ero d'accordo con Federico sul fatto che sì, il territorio va benissimo, ma Giovanni Falcone non rappresenta Palermo e né tantomeno la Sicilia. Per quanto mi riguarda, Giovanni Falcone, Borsellino e tutte le vittime di mafia rappresentano il mio paese, cioè l'Italia. Quindi non è una cosa Sicilia, Campania, Puglia, Lombardia. Siccome che dietro a sto cimelio c'è una storia e la polizia penitenziaria ha dato l'anima per custodirlo, per curarlo, per farlo conoscere ai giovani, per far capire che cos'è, per far capire che, come diceva Peppino Impastato, che la mafia è una montagna di merda. Quindi sono dei messaggi che nel quotidiano passavano per la polizia penitenziaria, quindi, perché comunque stiamo parlando della scuola di formazione di Roma, a tantissimi giovani, e di conseguenza la commemorazione serviva anche per commemorare le nostre vittime, i nostri colleghi che hanno perso la vita in servizio e anche fuori dal servizio, come ricordavate prima. Ecco, questo ci tenevo a dire. Poi lascio la parola a voi. Posso aggiungere una mia osservazione? Voi avete presente, noi viviamo in Italia, ci sta la città del Vaticano, c'è il Papa, c'è la Chiesa che ha una presenza molto importante, insomma, e c'è tutti i vari santi e le varie Madonne. C'è una Madonna in particolare che è quella, mi sembra che sia di Fatima, o di Lourdes, che ogni tanto la pigliano la statua e la portano in giro e gli fanno fare un po' un tour delle varie parrocchie. Perché non pensare di far fare, appunto, di mettere la teca con questa macchina che rappresenta, come tu dicevi prima Antonio, l'Italia intera, Federico, e portarla in giro. C'è una cosa simile. Ah, sì? Federico, c'è già una cosa simile. Sì, c'è l'auto dove viaggiavano i colleghi della Polizia di Stato, Schifani, Di Cillo e Montinaro, che si chiama
la Savona 15 è un'auto che è stata collocata in una teca e gira tutta Italia e quindi viene utilizzata in questo modo. Ma l'anomalia è proprio questa, di questo reperto che doveva essere portato... che stava andando in malora, diciamolo chiaramente, sì, se non veniva recuperato noi l'abbiamo salvato, ma come diceva Antonio, permettimi solo di interromperti su questo punto, è fondamentale capire la collocazione di Roma nel contrasto alla mafia e nel messaggio che deve arrivare al paese intero è raggiungibile in modo anche migliore rispetto a Palermo. Perché deve essere penalizzato il cittadino della Valle d'Aosta, della Lombardia, se vuole visitare quella teca e vuole commemorare quegli uomini, rispetto a quello che è la collocazione in un'isola? E sappiamo tutti i problemi che ci sono per raggiungere la Sicilia dalla Lombardia o da qualsiasi altra regione del nord. Luigi, perdonami, Luigi, ti devo interrompere perché fra breve questo problema non ci sarà più, perché col ponte sarà più facilmente raggiungibile la Sicilia. E questo grazie sicuramente alla Lega e grazie a Matteo Salvini, diciamo. Infatti. Vabbè, questo però ecco, in effetti... Poi c'è da aggiungere pure un'altra cosa, che comunque sembrerebbe, queste sono le informazioni che abbiamo in nostro possesso, che poi per visitare l'auto bisognerebbe pagare. Questa è un'altra cosa assurda, perché fino ad oggi chi voleva visitare l'auto di Falcone e commemorare Falcone lo faceva in maniera del tutto gratuita. Invece sembrerebbe che in questo museo, può confermare Luigi perché ho notizie non proprio ufficiali, che per visitare l'auto e quindi il museo è tutto a pagamento. È questo che fa ancora riflettere, perché a me sta cosa che dà fastidio. La cosa non è chiara perché io ho avuto modo insomma di sentire colleghi, persone che mi hanno raccontato la cosa, dicendo che bisogna registrarsi nel sito e fare un'offerta che abbia insomma dei requisiti minimi di offerta per poter accedere, quindi a questo punto diventa una tariffa, non è più una visita gratis. Io però non mi sento né di offendere né di attaccare nello specifico, però vorrei ritornare su quello che dicevo prima. Allora, è in grado di mantenere un'auto del genere, un veicolo del genere, con tutti i soldi che ci vogliono di manutenzione, un ente privato? Io questa è la domanda che pongo, perché se dobbiamo valorizzarla e far sì che quest'icona diventi ancora più forte e può farlo in quel contesto, potremmo anche essere d'accordo. Il problema è, la nostra paura è che dopo 34 anni che abbiamo fatto sacrifici enormi con i colleghi per preservarla, se questo strumento di comunicazione va in un museo e fra 2 o 3 anni non si riesce a mantenere in modo adeguato questo strumento, che fine farà questo cimelio? Questa è la domanda che mi pongo, e a questo punto poi finiremo per mandare nel dimenticatoio tutto quello che è stato Falcone. Allora quello che ci preme è questo: la memoria di Falcone è una risorsa per l'Italia, per tutte le forze dell'ordine, per la polizia penitenziaria, e quindi in questo modo avremo la garanzia anche dopo che la vita terrena finirà da parte di coloro che gestiranno questo museo, perché tutti quanti noi sappiamo benissimo, non siamo eterni, però che fine farà questo cimelio? Mentre in un ente di Stato siamo sicuri che non finirà mai né la polizia penitenziaria né quella scuola. In una struttura privata magari le fondazioni possono cambiare, possono mutare, possono addirittura cedere i beni ad altri enti una volta che finisce il suo decorso di vita questo ente. E allora la nostra preoccupazione è questa: c'è un futuro eterno? E allora potremmo essere d'accordo. Si vuole al posto della teca mettere qualche altra cosa? Allora si chiede appunto a chi ha ricevuto questo cimelio gratuitamente di fornire o magari anche di fare un qualcosa anche di commemorativo in uno dei colleghi della polizia penitenziaria che sono morti e che nessuno ricorda mai, magari proprio in quel luogo dove si toglie la teca, perché noi non è che siamo contro il trasferimento a Palermo, ma siamo per mantenere e far sì che questo cimelio rimanga eterno e che sia una risorsa per il paese e che non muoia così, insomma. Che diventi come una sorta di altare della patria, perché grazie a Dio, che viva Dio, l'altare della patria ancora nessuno ha pensato di privatizzarlo, no? Certo. Perché in Italia poi il rischio che corriamo è sempre questo, che quelli che sono beni pubblici poi vengano appunto
in questo sposo appieno le tue parole, Luigi Zaccaria del Dipartimento della Lega del Lazio. Io appunto penso che l'auto di Falcone stia bene lì dove sta, e tutt'al più ecco, penserei a farla girare come già hanno fatto con l'auto dei poliziotti di scorta. La Savona 15. Sì, con la Savona 15. Federico, ci sei? Sì, no, io continuo a pensarla come la pensavo prima, e ecco, mi piacerebbe che una parte di questi fondi appunto venga investita per ricordare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, Federico, delle vigilatrici. Federico, forse no, allora qua scatta la polemica, la faccio io. No. La polizia penitenziaria ha bisogno di un'auto di un magistrato morto in una strage per commemorare i suoi uomini e le sue donne. Siamo ridotti male, scusatemi, però qua questo va detto: carabinieri, polizia, esercito italiano non hanno bisogno di un cimelio per commemorarla. Ma lo stesso Falcone diceva: sono le idee che camminano sulle gambe di altri uomini. Io penso solo questo, poi mi auguro che la vicenda finisca come deve finire, nel migliore dei modi, però ecco, mi fa dispiacere questa disattenzione verso chi la divisa l'ha indossata, e chi come me sta nel territorio, non sta a Roma, è nato e cresciuto al nord. Posso dire che anche Roma è lontana, Via di Brava pure è difficilmente raggiungibile se non hai la macchina. Ecco, sfido a Roma a muoversi con i mezzi pubblici, che Dio vi aiuti. Io non so se i siciliani o i lombardi che vanno a vederla, qua di là queste cose, però ribadisco, forse a Palermo come monito serve di più, perché la mafia è ancora forte. Abbiamo arresti di politici e uomini di mafia che l'ordine del giorno. Qualche giorno fa è stato sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro, e insomma lascio a voi le considerazioni della cosa, io mi taccio. Sai che sia Meloni Luigi, che Giorgetti hanno detto che 200 milioni scusami, del tesoro di Matteo Messina Denaro verranno usati per appunto dare il giusto sostegno alle forze dell'ordine. Questo io ho sentito stamattina. Prego. Allora, rispetto a quello che ha detto Federico, io ne approfitto per rivolgere a Luigi, che è una persona che è molto impegnata sul territorio, devo dire la verità, è una persona che si dà da fare tantissimo. Luigi, prendiamo questa proposta di Federico e iniziamo a pensare magari a una commemorazione degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, pensando magari al posto, purtroppo ai noi, se dovessero portarla via, dell'auto di Falcone, di creare un qualcosa in ricordo delle vittime della polizia penitenziaria, e magari organizzare annualmente una memoria per i nostri colleghi, sempre lì in Via di Brava. Quindi guarda, io purtroppo noi ne abbiamo questa tua proposta, la sposo appiena, e tra l'altro lancio anche a mezzo etere quello che potrebbe essere un'idea, che non è solo quella di crearla, di creare una scultura, di creare un qualcosa. Io però non vorrei scontrarmi con quello che poi magari a volte, parlando con alcuni colleghi, mi dicevano: ma c'è una sede al DAP dove naturalmente ci sono i nomi di tutti i colleghi defunti, quindi si va lì, si commemora e si depone la corona. Il problema è proprio questo, che il contesto di una scuola di formazione dove nascono le nuove leve, dove nascono i dirigenti del corpo, ha un valore diverso rispetto a quello che la commemorazione all'interno di un palazzo, anche se ci sono i nomi di tutti i colleghi. E allora immaginare un qualcosa che possa nascere anche in quell'area, che vada a commemorare tutte le vittime di mafia, perché io ci tengo a dire una cosa, quello che diceva anche Federico: noi in questi anni non abbiamo utilizzato come strumento la macchina per commemorare anche e solo i colleghi della polizia penitenziaria, ma abbiamo utilizzato non lo strumento, l'idea di mettere insieme magistratura, poliziotti, carabinieri, finanzieri, polizia penitenziaria, e tutti, e dico tutti, ci siamo identificati in questo, ed è stato il ritrovarci davanti al mausoleo di Falcone, significava tutti insieme contrastare il fenomeno mafioso che nel paese alberga ancora. Allora, questo è il senso
di quella commemorazione, questo è il senso di quello strumento creato da noi, ma creato da noi non perché la macchina è essenziale, è creato da noi con lo spirito con la quale ci contraddistingue l'essere uniti sotto un'unica bandiera, quella italiana, e del contrasto alla mafia. E quindi va bene così, però ecco, farlo in una scuola ha una valenza diversa, perché le giovani leve potranno comprendere anche in un contesto scolastico di formazione che significa il contrasto alla mafia al 41 bis. Certo. Chiaro? Certo, chiarissimo. A proposito di questo volevo ricordare, ci tengo in maniera particolare perché è una persona che ho conosciuto tempo fa personalmente, ed era una persona squisita, della nostra collega Imma Cavagnolo, che è caduta in servizio, purtroppo è stata male durante la festa del 2 giugno, la preparazione della festa del 2 giugno di 3 anni fa. Purtroppo a noi è venuto a mancare durante le prove, e proprio per questo, a proposito di commemorazioni e il ricordo dei nostri colleghi, volevo fare i complimenti al sindaco del comune di Casaluce, che è in provincia di Caserta, che nel festeggiare la festa della Repubblica, gli 80 anni della nostra Repubblica, l'ha intitolata proprio questa commemorazione in memoria di Imma Cavagnolo, agente di polizia penitenziaria, e verrà depositata una corona anche per Imma, e addirittura ci sarà la presenza della banda nazionale del corpo di polizia penitenziaria. Questa veramente è una cosa molto molto bella, quindi complimenti al sindaco di Casaluce e a tutti coloro che hanno pensato a questa iniziativa, dedicare il 2 giugno anche in memoria della nostra collega. Queste sono veramente iniziative che fanno bene, e speriamo in futuro ce ne siano altre. Sì, quello dipende un po' anche da noi, insomma, cioè da te Antonio, da Federico, da Luigi, cioè voi siete il corpo, voi siete l'anima di questo corpo di cui noi ogni settimana parliamo, appunto, e dovete essere voi a lanciare tutte queste idee, insomma, perché appunto viviamo in un paese in cui forse siamo troppo attenti all'immediato, e a volte ci scordiamo di quelle che sono le nostre radici. Le radici appunto non possono congelare le radici, per il punto sta a quanto ognuno di noi che siamo appunto ancora all'opera ne parliamo, ci diamo da fare perché appunto vengano ricordate. Noi il nostro piccolo lo facciamo da questa piccola radio, e ecco, in effetti forse ne dovremmo parlare ancora un po' di più, insomma, forse altre trasmissioni dovrebbero essere fatte in questo senso qua. Assolutamente. Poi prendiamo la cosa positiva di questa trasmissione, e comunque Federico ha fornito un assist, Luigi l'ha recepito, e magari il prossimo anno si organizzerà proprio una commemorazione, si trova una data, un giorno, la commemorazione dei caduti per la polizia penitenziaria. Antonio, noi l'anno scorso, se tu ti ricordi, forse sai, quando siamo in una trasmissione a volte la velocità di intervento ci fa dimenticare delle cose. L'anno scorso c'eri anche tu quando abbiamo portato l'Atalea, che abbiamo piantato dove c'era la teca, che l'Atalea è estratta da quello che era l'albero di Falcone di Palermo. Naturalmente è una piccola pianta che crescerà, ma come tutte le piante estratte dall'albero di Palermo, potrebbe diventare anche quello un simbolo che noi abbiamo voluto già all'epoca. Quindi Antonio, c'eri anche tu, volevo ricordarti questo, però ecco, chiedere proprio l'impegno forse all'amministrazione penitenziaria di trovare il modo di indire, non so, un concorso, un qualcosa che possa realizzare una scultura, che possa impersonificare tutte le vittime di mafia. Io chiuderei anche il mio intervento, se mi consentite, nominando Giuseppe Montalto, Pasquale Di Lorenzo, Campanello, Pasquale Campanello, tutti i ragazzi che sono stati uccisi in quel periodo buio, bruttissimo. E poi soprattutto, se mi consentite, io vorrei citare Giovanni Falcone, quando diceva quella frase celebre: la mafia è un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani ha un principio e una sua evoluzione, e quindi avrà anche una fine. E quindi noi, uomini delle istituzioni, forze dell'ordine e poliziotti, contrasteremo
sempre quello che è il fenomeno mafioso, in servizio faremo il nostro dovere, sempre nel rispetto della legge e soprattutto portando avanti questo decalogo che è importantissimo, alla quale ci ispiriamo, alla quale si ispirano tutti i colleghi delle forze dell'ordine. Quindi io vi ringrazio per essere stato invitato, sono a disposizione di Antonio, dei colleghi e soprattutto vi dico anche questo, ci sono tanti appartenenti agli altri corpi di polizia che vorrebbero partecipare alla vostra trasmissione ed esprimere anche la loro solidarietà a quelle che sono le idee che portate avanti con tanta sagacia e importanza. Luigi, ti autorizzo a dare il numero di telefono qua della radio a loro che ci contattino, sicuramente daremo voce a chiunque. Una cosa, Prego. mi consentite di salutare il grande Matteo Salvini, Claudio Durigon e soprattutto anche l'amico Jacopo Morrone e il sottosegretario Stellari che ci sopporta e ci supporta, perché lo tempestiamo di chiamate insieme ad Antonio sempre per portare avanti quelle che sono le specificità, le idee e soprattutto la crescita di un corpo di polizia come quello che è il corpo di polizia penitenziaria che tanto amiamo. Va bene? Vabbè, Luigi, però precisiamo che tu sei un collega, perché magari qualcuno a casa non la riceve. Ecco. È chiaro che sono un collega, però sono anche responsabile del Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria Lazio, quindi ci tengo a dire che sono un collega, ma sono anche... Perché sei un appartenente al corpo, quindi è bello sentire appartenenti al corpo che hanno tutta sta voglia e sta carica per portare sempre più in alto il nostro corpo e comunque per rappresentarlo come Cristo comanda, ecco, passatemi il termine. Okay. Antonio, grazie a te che ti spendi in tutta Italia, perché nessuno te lo dice, però io devo ringraziarti anche a mezzo radio perché fai tanto, lo fai in silenzio e meriti anche un attestato di stima non dalla radio ma dai colleghi che ti conoscono e sanno quanto tu stai dando col cuore a questo corpo di polizia tanto bistrattato. Grazie Luigi. Grazie Luigi Zaccaria e ci risentiremo presto, sarai ancora nostro ospite. Grazie Luigi. A voi, buona serata. Antonio, ciao, Luigi. Ciao. Facciamo dire due parole a Federico e poi chiudiamo come al solito perché abbiamo pochissimi minuti, ce ne rimangono solo due. Vai a Federico. Allora io chiudo dicendo ricordiamoci di ricordare come polizia, carabinieri, guardia di finanza hanno tutte le loro caserme, tutti i loro luoghi intitolati a qualcuno che non c'è più. Anche la polizia penitenziaria deve fare lo stesso. Ci sono troppe caserme, troppi carceri, troppe scuole di formazione che non sono intitolate a nessuno e invece i caduti nel dovere sono troppi. Quindi non esista più un luogo di servizio della polizia penitenziaria che non sia intitolato, almeno uno di loro. Può sembrare una cavolata, però passare da San Vittore, leggere San Vittore Francesco di Cataldo o comunque Salvatore Rapp della scuola di Verbania e sono davvero Lorusso e Cotugno a Torino, il solo nome comunque fa spingere la curiosità e il ricordo di capire chi erano queste persone. Ecco, se la polizia penitenziaria vuole essere come gli altri corpi deve esserlo anche nel ricordo di chi è stato un esempio non solo per le donne e gli uomini del corpo ma per tutti i cittadini e non, visto che ormai è un paese multicolore questo. Non ci possiamo più permettere il lusso di non ricordare, anche e soprattutto nel territorio. Quindi la sfida è questa, intitoliamo tutti i luoghi di servizio della polizia penitenziaria a chi non c'è più, a chi ha lasciato l'esempio, a tutti. Grazie Federico, a te Antonio la conclusione. No, concordo con quanto detto da Federico, speriamo, dobbiamo batterci noi per arrivare a questi risultati e secondo me il tempo poi è galantuomo. Detto ciò, Mimmo, io ringrazio te, ringrazio Federico, ringrazio Radio Libertà, la mitica Natalia dalla regia, ci sentiamo venerdì prossimo e come dico sempre, intanto in bocca al lupo ai colleghi che si accingono a partire. E come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP e ci sentiamo venerdì prossimo. Proseguite ad ascoltare le trasmissioni di Radio Libertà. Ciao.